Buonasera e ben ritrovati a 7 sera. Allora continuiamo a pensare alla nostra salute, alla nostra bellezza, soprattutto in tema di vacanze natalizie. Allora do subito il bentornato ai nostri due specialisti di questa sera. Bentornata Dora Ancona. Grazie. E ben ritrovata anche Anna Villarini. Grazie. Buonasera, eccoci Buonasera. qua. Allora abbiamo iniziato a parlare dell'alimentazione giusta, delle cure giuste, abbiamo parlato di medicina estetica, che è assolutamente un altro mondo rispetto alla chirurgia, un qualcosa di non invasivo che sta vicino a noi passo a passo e che ci regala armonia. Continuiamo a parlare di questo. Allora io vorrei vedere i casi in cui magari si fa un po' troppo, ci si lascia un po' andare, per anni magari non si considera la propria pelle, non si considera una buona alimentazione e poi ci si sveglia e si ha un volto che non si riconosce più. Allora in quei casi cosa si può fare? Tanti ricorrono al lifting. Allora ci sono delle altre frontiere, invece abbiamo parlato di medicina estetica, che ci possono essere vicine e riaiutare a rivederci come eravamo? Allora, prima di tutto, come nella medicina in generale, la prevenzione, ovvero prevenire aiuta sicuramente a invecchiare al meglio, quindi vuol dire che, come parlavamo prima, dall'alimentazione a come prendere il sole, cercare di prenderlo non in un modo esagerato, attenzione, quindi quando cominciano a comparire quelle prime, oddio che bello, c'ho le lentiggini, non è detto che siano lentiggini, magari cominciano a essere le prime macchie, vuol dire che la melanina non funziona più tanto bene, e allora cerchiamo di prendere il sole in un modo più corretto, sì. Cerchiamo di bere tanta acqua, cioè cerchiamo di seguire già delle regole base che aiutino ad andare avanti nel meglio possibile. La verdura d'inverno, d'estate, perché alla fine anche d'inverno è molto importante per questioni di problematiche virali, aiuta a difenderci appunto dalle infezioni. Insomma, tutto questo insieme di cose. E poi chiaramente ci sono dei piccoli trucchi che possono aiutare a far sì che le cellule non vadano incontro a un vero e proprio invecchiamento, o comunque rallentino il loro processo di invecchiamento. È stato visto da studi appunto che sono ormai mondiali che esistono queste biosimulazioni, come vedevamo prima, piuttosto che dei peeling, che se fatti una volta al mese effettivamente permettono alla pelle di avere un certo tipo di turgore, un certo tipo di stimolazione probabilmente cellulare che permette di dare un effetto di tonico. È chiaro? Qualche immagine magari finché ce lo Sì, spiega. volentierissimo. Quello che dicevo anche però, che la prima cosa vale per il fai da te, nel senso impariamo a stare attenti a come viviamo, perché è chiaro che, non so se avete notato che alcune persone hanno il volto, questo è una cosa ancora diversa, qui parliamo purtroppo di una cosa che succede inevitabilmente negli anni. Se ci fermiamo qui, ci fermiamo in questa foto. Adesso torniamo indietro a questa foto. Faccio un esempio. Questo è un trattamento che si chiama Madonna Lift, è un laser che viene passato tutto intorno agli occhi, cioè ormai quando appunto si è andato avanti negli occhi la palpebra appare un po' cadente, anche se cerchiamo di vivere al meglio. È normale l'effetto. Uno può rimanere come nella figura sopra, vedete che la palpebra è completamente abbassata, oppure può avere invece uno sguardo un po' più aperto, come si vede nella figura sotto. Questo senza fare un taglio come la blefaroplastica, dove va a incidere con un bisturi. Semplicemente in questo caso andiamo ad utilizzare un laser, questo laser fa evaporare l'acqua e va a stimolare il nuovo collagene a riformarsi. Ecco, il laser direi che è una delle utilizzazioni meccaniche migliori e studiate da sempre per far vedere che appunto si ha una bellissima rigenerazione cellulare. Io sempre di più mi sto avvicinando a questi trattamenti laser perché sono quelli che mi possono garantire un effettivo risultato senza cambiare d'aspetto né di forma. Un laser viene passato quindi tutto intorno al contorno occhi, abbiamo un paio di giorni di rossore, quindi un weekend di rossore, però ecco che anche in questo caso, vedi la palpebra sotto come si è alzata rispetto alla palpebra superiore. Qui parliamo di 4 mm, ma già la palpebra superiore non si appoggia proprio più sulle ciglia. Nel caso precedente invece eravamo arrivati a 6 mm. Dipende da caso a caso, più la pelle è più tonica, più il risultato chiaramente è più eclatante. Però a volte anche solo per dar più tono a questa pelle quando è molto fibrosa, quando appaiono molte rughe, quando è molto arricciata, quando ha perso l'elasticità e non abbiamo appunto voglia di andare tutto il tempo a farci fare delle punturine o piuttosto che andare a fare dei lifting e cambiare di espressione e invecchiare in un modo un po' meno ridicolo direi, perché chi ha il lifting in volto poi è tutto cadente dalle altre parti, a parer mio non è il massimo. Esatto, conservare anche quello che è la propria essenza, quindi in armonia con la proprietà, ecco, questo è fondamentale. Magari diamo due consigli sullo stile di vita invece che sull'alimentazione strettamente. Sì. Cioè, se noi non fumassimo, la pelle si manterrebbe meglio, quindi c'è un decadimento che è fisiologico, però a volte noi l'acceleriamo con alcune abitudini nello stile di vita che non vanno bene. Se noi facessimo più attività fisica, anche la pelle, anche quella del viso, si manterrebbe meglio perché l'attività fisica comunque ripulisce l'organismo da tutta una serie di tossine, di sostanze indesiderate. Quindi direi intanto queste due cose teniamole ben presenti. Penso che
Io lei ho sia fatto più un che esempio, d'accordo con me. non so se vedete le mie mani, io non c'ho pace, perché una volta alla settimana più o meno mi faccio qualcosa perché mi diverte, anche per far vedere la differenza. Non so se si riescono a mettere bene in evidenza, se si vedono bene, magari metto qui che c'è l'oscuro e le appoggio sopra. Allora, questa mano è stata trattata e quest'altra no, non so se si vede. Riuscite a vedere? Dottoressa, lei che vede Poco da qua. Riuscite a vedere? Forse con le luci non so se si riesce a vedere. No, perché le luci appiattiscono molto. Tutto, Sì. però questa mano praticamente è più levigata, è più piena. Sì. Quest'altra invece, sì, infatti vedo anche che c'è dalla pelle. Sì, no, Questa in è effetti più- un guarda pochino un si attimo, vede. guardate un Sì. attimo l'effetto della pelle, Sì. pelle che torna indietro. Qui la pelle la prendo e rimane scende un pochino e più rimane più lentamente, su. sì. Ecco, questo per dire un esempio di come stessa mano, stessa età, perché qui sono io, facendo delle piccole sciocchezze si possa comunque, con una mano comunque sana, io non bevo, non fumo, faccio ginnastica, una vita da capra, non faccio neanche Ci vuole un tardi, po' di dormo impegno, insomma, pure per essere belli, comunque questo ecco va detto, Molto è più che faticoso. altro il rispetto per se stessi e poi i metodi insomma ci sono, si trovano, sono a portata di mano, ecco tante volte si guarda anche se sono a portata di tasca, diciamo che la medicina estetica rispetto alla chirurgia sicuramente è più avvicinabile, cosa che in questo periodo Anche come è prezzi, importante, anche ecco, è come importante prezzi. dire. Visto che abbiamo ancora solo un minutino, parliamo di quando il danno è stato fatto invece con l'alimentazione. Allora con la pelle l'abbiamo visto un po', si può fare un buon lavoro, ma invece quando per esempio le feste si strafà, arriva Natale, ci sono le cene di famiglia, si mangia di tutto e poi non ci si vuole neanche più alzare dal letto. Allora come si fa a ritornare in sé? Qualche consiglio Allora, rapido? la prima regola è quella di non strafare comunque, concedersi Natale, concedersi Capodanno dove uno mangia quello che vuole, ma non tutti i giorni delle feste, perché altrimenti riparare il danno diventa decisamente più difficile. Quindi questa è la prima regola. Poi non mettersi sempre sui divani davanti alla televisione per tutta la durata delle feste, ma approfittare appunto delle feste anche per fare dell'attività fisica. E poi comunque, se malgrado questo abbiamo preso qualche chilo, alla fine delle feste cercare di riorientarci su un'alimentazione più sana. E l'alimentazione più sana comporta di ricominciare a mangiare cereali e legumi, quindi delle belle zuppe, siamo in inverno, fanno bene, delle vellutate anche che sono molto buone con il piatto caldo la sera, mangiare frutta e verdura, specialmente verdura in grandi quantità, in maniera tale che questo ci aiuta anche a introdurre liquidi, questo qui facilita antiossidanti e quindi aiutarci in questa maniera. E poi direi anche mangiare pesce, che si mangia anche durante le feste, perché fa parte dei cenoni classici, ma si mangia fritto solitamente. Esatto, un po' meno lavorato, e quindi diciamo, elaborato. mangiare del pesce che con gli omega 3 che contiene aiuta anche a ricostruire un po' la membrana delle nostre cellule e quindi ci fa bene. Darei questi come consigli. Ecco, per cui state attenti, prego, Ne abbiamo posso 5 dare secondi. un altro proprio in 2 secondi, durante le feste. Se vogliamo mangiare delle cose dolci, che è quello che ci rovina di più durante le feste, preferiamo anche la frutta secca e la frutta essiccata, non solamente i dolci già fatti, perché portano anche tante sostanze antiossidanti, anche fibre e sono zuccheri più sani dello zucchero impiegato nei dolci. Certo che abbassano il colesterolo. Oltre che abbassano il colesterolo, cioè fanno veramente bene, quindi preferiamo quelle. Benissimo. Qualche invece piccolo trattamento, io prima ho detto il fai da te, assolutamente no, anche quando si tratta di medicina estetica, ma volessimo stare un pochino attenti alla nostra pelle anche durante le vacanze, il medico non è a portata di mano, cosa Anche un piccolo scrub magari, la sera prima di incontrarsi con qualcuno. Scrub si possono trovare in farmacia, devono essere di questa grana fine, farlo su tutto il volto e sfogliare bene, non abusatene, ovvero fatelo al massimo una volta alla settimana, dopodiché fare una bella maschera idratante, direi che siamo a posto. Bene, benissimo, allora io vi ringrazio infinitamente dottoressa Dvorancona e dottoressa Villarini, grazie per averci fatto capire che insomma essere belle si può, bisogna un pochino lavorarci ma basta stare attenti e poi insomma si può essere sempre in forma. L'ultimo minuto io invece vorrei dedicarlo ai regali di Natale, allora sta arrivando questo periodo magico che è magico soprattutto per i bambini e dovete sapere che nel mondo però ci sono 250 milioni di bambini che vivono in condizioni veramente pessime, sono sfruttati, stanno male, sono malati, vengono costretti a lavorare e allora anche per loro si può fare qualcosa, potete regalargli la loro infanzia, quella che si devono godere aderendo al progetto dell'associazione Aiutare i Bambini, adozione a distanza, lontano dagli occhi ma vicino al cuore. Allora con soltanto 60 centesimi al giorno potrete cambiare la vita di veramente moltissimi bambini. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito che vedete in sovraimpressione.
impressione, www.aiutarebambini.it/adozioni. C'è anche un numero da chiamare e una mail per comunicare direttamente con l'associazione. È veramente facile, a noi costa poco e cambia la vita di tantissimi bambini, e anche la vostra, perché potrete essere più felici. Io direi di lasciarci, dopo di noi c'è l'appuntamento con i motori e poi noi invece ci vediamo domani, ma noi ci lasciamo con lo spot di Aiutare i Bambini, così vediamo come poter regalare un sorriso. Guardiamo. Ciao Litang! Ciao Litang! Com'è andata oggi? A scuola! A scuola! Quando adotti un bambino a distanza, anche se è lontano dagli occhi, è sempre vicino al cuore. Per questo è così bello accompagnarlo nella crescita offrendogli cibo, cure e istruzione. Grazie a Aiutare i Bambini, con pochi centesimi al giorno porterai un aiuto concreto là dove c'è bisogno. Adotta a distanza, chiamalo 02 70 60 35 30 o vai su aiutarebambini.it.